Buonasera, sono il dottor Fabio Della Tomba, da 15 anni svolgo il mio lavoro di commercialista nel mio studio ad Arzignano, Vicenza, in via Chiampo 70. Sono qui da stasera ospite nella redazione televisiva e radiofonica di Joy TV, Caffè 24 Bassano, che potete anche vederci nei canali 95 e 666 del digitale terrestre. Ogni domenica sera alle ore 21:30 saremo in onda. E con questa nuova trasmissione, visti i numerosi quesiti fiscali che abbiamo quotidianamente, persone che si chiedono, che si fanno migliaia di domande con tutte queste cose, queste imposte, abbiamo pensato quindi di darvi dei suggerimenti in merito e degli argomenti che ci sono ritenuti un po' più interessanti rispetto ad altri, ma anche allo stesso tempo i più argomenti un po' più contorti, diciamo, quindi un po' più difficili da intuire, da capire nelle loro complessità del fisco che c'è in Italia un po'. Questa trasmissione l'abbiamo denominata Il fisco chiama e tratteremo quindi tanti argomenti richiesti. Inviateci pure alla nostra redazione, come vedete qui sovraimpressione, che abbiamo anche indicato la mail, che potete scriverci, e siamo pronti quindi a presentarvi queste tutte anche le novità, ma anche spiegare quello che la gente a volte non capisce su queste imposte, che a volte cambiano i nomi, a volte cambiano un po' nei calcoli. Ci sono delle cose che le chiariremo molto bene, soprattutto con gli ospiti che avremo qui in trasmissione, perché saranno presenti imprenditori nei vari settori a seconda del tipo di imposizione fiscale che cambia, delle pratiche, burocrazia. Sapete che da un settore all'altro cambiano molto praticamente le imposizioni, gli argomenti da trattare. Ci saranno quindi vari imprenditori di vari settori diversi, ci saranno anche gli enti pubblici che intervengono, ci saranno sicuramente anche degli altri addetti, non so, di associazioni varie che ci sono. Ci saranno anche dei miei colleghi commercialisti, non sarò qui da solo, ci saranno anche dei miei colleghi che seguono il discorso legale, consulenti del lavoro, avremo persone un po' di tutti i settori, e ognuno potrà dire la sua, dare dei chiarimenti, delle specifiche, e soprattutto gli imprenditori, perché sono le persone che sono più coinvolte in questi settori che tratteremo, e quindi potranno dare anche le loro esperienze, potranno dire o chiedere dei chiarimenti anche loro che a volte non capiscono. Ma non solo gli imprenditori, toccheremo anche un discorso che riguarda le persone fisiche, quindi per esempio le detrazioni fiscali che da un anno all'altro continuano a cambiare, le ristrutturazioni edilizie, per non dire risparmio energetico, ci sono delle detrazioni che variano. Chiariremo quindi tante cose che a volte le persone, anche perché non sanno, dimenticano, e quindi faremo una possibilità in questo modo anche di aiutarvi per recuperare dei soldi a volte, perché a volte va anche per dimenticanza che si perdono. Non è solo un discorso che lo Stato... Comunque ecco, siamo qua a disposizione per tutte queste cose. Intanto cosa dire? Qui dalla redazione, appunto, come ho detto, c'è la mail. Se ci sono degli argomenti che ritenete più importanti o degli argomenti che volete che vi li chiariamo meglio, potete scrivere, valuteremo in base alle maggiori richieste più un argomento o l'altro e tratteremo, chiameremo anche le persone più legate a quell'argomento, le persone più interessate a questo, e quindi vedremo degli importanti chiarimenti. A questo punto cosa dire io? Vi dico che vi aspettiamo da domenica 2 novembre alle ore 21:30, ogni domenica saremo qui con voi e vi spiegheremo tutto quel che è possibile, con tutto il nostro cuore, ci metteremo tutta. Al momento intanto ringraziamo quindi Joy TV e la redazione di Bassano del Grappa. Buonasera a tutti, a presto.